ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. Ha avuto paura? Per loro sì. A me ha dato un'impressione che ci fosse stato un incidente, perché ho sentito come schiacciare delle lamiere e poi subito dopo un gran botto, ma il botto non è stato uno solo, sono stati più di uno. E poi sono arrivati i pompieri e anche quando erano quei pompieri ci sono stati diversi botti. Sconvolgente. Sconvolgente, io sono ancora presa dall'accaduto. Tanti urlavano, dicevano uscite fuori, andate via, però cioè, le fiamme erano alte, molto alte. Poi per fortuna sono arrivati i pompieri, hanno domato il fuoco, hanno messo la scala e sono un po' alla volta sono riusciti a portarli diciamo in salvo tutti quanti. E l'esplosione è partita da dietro, che era lei, mia figlia. Beh, è venuta a chiamarmi di corsa, papà, guarda che è successo, si stava prendendo fuoco, ma il fuoco era leggermente, era neanche un metro. Nel giro di un minuto si è propagato, una seconda esplosione e poi è iniziato. In 3-4 minuti è arrivato proprio, 5 minuti era proprio preso il fuoco tutto qua. Il panico era appunto che questi ragazzi, una quindicina, erano tutti sopra, bloccati. Ho paura, poveri. E mi facevano pena. Non ho mai visto un disastro così.